Eder. Mac. Pallister. Il bilancio dei feriti nell'incidente avvenuto ieri sera alle 19:30 circa, nel tratto a 3 corsie dell'autostrada A4, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Friuli Venezia Giulia, è complessivamente di 15, di cui 7 minorenni. L'autista e una mezza dozzina di altri viaggiatori, tra cui almeno un bambino, erano imprigionati nelle lamiere contorte del bus. I vigili del fuoco hanno liberato prima i 4 feriti più gravi, affidandoli a 2 diverse equip mediche giunte con l'elisoccorso per essere trasferiti d'urgenza in pronto soccorso negli ospedali veneti e friulani. Sono in gravi condizioni una donna, 2 minorenni ed un'altra persona. Altre 10 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Una trentina di passeggeri, tra cui diversi bambini, doloranti e in stato di shock, sono riusciti a uscire autonomamente dal bus. Controllate sul posto dal personale medico e infermieristico, sono state poi trasportate dal personale di soccorso che gestisce le maxi emergenze in una sede locale comunale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per trascorrere la notte e ricevere aiuti. La corriera, affollata di turisti ucraini che stavano rientrando nel loro paese, ha centrato in pieno un camion frigo polacco, che trasportava frutta e verdura. Secondo le indagini, condotte dalla polizia stradale, il bus avrebbe tamponato il tir su un lato, circostanza questa che ha evitato un incidente ben più grave. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.